Ultima trasferta del 2025 per il Santa Venerina, che è di scena al Visconte Marullo per affrontare l'Atletico Messina, squadra giovane in piena lotta salvezza e reduce da risultati molto altalenanti. Mister Calvaruso deve fare a meno a centrocampo dello squalificato Fabrizio Scapellato. Il suo posto viene preso dal classe 2006 Angelo Trovato, la prima titolarità in campionato. Accanto a lui agiscono Basile e Daniele Scapellato. In difesa tornano Buallegue tra i pali e Zanella a sinistra, con Lopez, Spambinato e Calì che completano il reparto. In attacco, con Crisiglione e Sinatra, appena eletto miglior giocatore del mese di novembre dalla LND Sicilia, c'è Carbonaro al posto di De Leonardis. Avvio di partita deciso degli ospiti. Basile riceve la Trovato, poi lancia in profondità per Zanella che la mette giù. Va all'1 contro 1, rientra sul destro e cross al centro, palla allontanata, raccoglie Daniele Scapellato, morbido per l'inserimento di Trovato, posizione regolare, Trovato col destro, schiaccia la sfera, blocca Previti. Scivolone per Cavalieri, sbaglia tutto, intercetta Trovato che si affida subito a Sinatra. Sinatra sulla tre quarti, l'assist di nuovo per Trovato, Trovato la conclusione, un'altra ghiotta chance per il numero 23, palla al lato. Si fa vedere in avanti anche l'Atletico Messina, rimessa lunga di Farina, testa di Murò, poi Calì, anticipa Signorino, Zanella. In orizzontale per Spampinato che sbaglia il controllo, rischia tantissimo, con l'intervento di Cavalieri la palla si perde alta. 26esimo, Basile batte rapidamente per Sinatra. Sinatra, uno sguardo e mezzo, il traversone per Crisiglione che tocca la sfera di testa. Si impegna Carbonaro per tenerla in gioco. Ci riesce il numero 7, Carbonaro. Rientra sul mancino, il cross dentro per Crisiglione. Una splendida torsione aerea di Salvo Crisiglione. Secondo gol consecutivo, quinto in campionato. 1-0 per il Santa Venerina. Nella ripresa i rosso-giallo-blu vanno a caccia del raddoppio fin delle prime battute. Calì per Sinatra. Sinatra si gira, poi imbucata filtrante splendida per Zanella che può spingere a sinistra. Zanella entra in aria, il cross arretrato per Crisiglione. Crisiglione alla conclusione, respinto, ancora Crisiglione. Poi la palla finisce a Carbonaro, anticipato da Vancheri in corner. Doppio cambio per mister Calvaruso, il primo in difesa, fuori Zanella, dentro Bonaccorso. Il secondo a centrocampo, fuori Trovato, dentro Pisasale. Lopez con le mani, lungo verso Sinatra. Sinatra prova a tenere in campo il pallone, riesce a crossare in qualche modo. La palla finisce fuori dall'aria, la controlla Pisasale che depista un avversario. Pisasale, la conclusione dal limite deviata, calcio d'angolo. Dalla bandierina va lo stesso Pisasale, corto per Sinatra. 1 contro 1, Sinatra lascia sul posto l'avversario. Il traversone troppo lungo per Lopez che riesce comunque a raggiungere la sfera. Lopez, uno sguardo ai compagni, si muove Daniele Scapellato, servito in aria. Scapellato, l'assist per Carbonaro che non riesce a controllare. Il pallone finisce a Pisasale che colpisce male. Poi Carbonaro, Sinatra col mancino, il piede di Previti. Alleggeriscono la pressione i padroni di casa. Cavalieri avanza il piccolo trotto, poi allarga a sinistra verso Guglielmo. Il cross teso, testa di Calì. La palla finisce a Farina, Farina la conclusione, sopra la traversa. Minuto 67, Scapellato per Sinatra. Gioco di prestigio, poi ancora Scapellato. Pisasale, escono bene qui gli ospiti. Può allargare a sinistra per Bonaccorso. Bonaccorso, punta Scivolone. Lo ferma in qualche modo il numero 5, costretto a ricominciare Bonaccorso per Carbonaro. Carbonaro, il cross sul secondo palo per Lopez, Lopez in due tempi. Il solito inserimento di Francesco Lopez, quarto gol in campionato, il raddoppio è servito. Un'altra sostituzione per mister Calvaruso, fuori Crisiglione, dentro Magri. Signorino, spalle alla porta, per Lembo. Allarga bene di prima intenzione a sinistra per la spinta di Guglielmo. Resiste al ritorno di Pisasale. Il cross che diventa un tiro, blocca Buallegue a terra. 13 minuti al termine, punizione per gli ospiti. La batte Scapellato rapidamente per Sinatra, posizione regolare. Sinatra il diagonale mancino. Salvo Sinatra, 11 in campionato per lui. Cala il triste e Santa Venerina. L'Atletico lascia ampi spazi per il contropiede degli avversari. Vittorio in verticale per Sinatra, si sovrappone Pisasale. C'è anche Carbonaro, servito il 7. Carbonaro spara alla porta, ancora per Sinatra. Sinatra braccato da 2, cerca ancora Carbonaro. La palla finisce a Magri al limite. Magri col destro, fuori di poco. Finale di partita, corner di Parisi. Al centro verso Garufi di testa, blocca Buallegue. Ma c'è rigore per l'Atletico Messina, fallo di Lopez su Garufi. Dal dischetto parte Lembo che spiazza Buallegue e accorcia le distanze. 3-1. Angolo per il rosso giallo-blu, lo batte Sinatra. In mezzo per Carbonaro di testa, super parata di Previti che gli nega la gioia del gol. Un'altra vittoria, la 12ª consecutiva per il Santa Venerina. Vittima stavolta un Atletico Messina che ha cercato di arginare gli avversari, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Calvaruso è stata brava a gestire le varie fasi della partita, a capitalizzare le occasioni nei momenti giusti.
portando così a casa 3 punti importanti visti gli scontri in programma domani che vedranno opposte tra loro varie rivali. Domenica prossima si chiude il girone d'andata tra le mura amiche del Vincenzo Grasso. Avversario sarà Città di Mister Bianco, un'altra squadra in piena lotta salvezza e che oggi ha pareggiato 0-0 contro il Mascali.